Per me non è tanto una domanda a cui cerco di rispondere, ma è una risposta che cerco di trovare, perché io sono all'inizio del mio percorso, proprio un percorso che è appena iniziato. Mi sto facendo tante domande dal punto di vista di qual è lo stile veramente che voglio trasmettere, qual è quella cosa che voglio comunicare. Sicuramente una delle domande che mi pongo è quanto e come voglio emozionare le persone. E quello poi parte tutto il mio processo creativo, quindi emozionare tramite il colore, emozionare tramite la figura femminile, emozionare tramite gli sguardi. Poi tante volte mi chiedo, è sufficiente? È abbastanza? Posso fare di più? Sicuramente posso fare di più, ed è quello che sto cercando come risposta. Fare emozionare le persone, quindi è quell'urgenza di guardare un'opera, guardare quindi un quadro che realizzo, quindi il colore sulla tela, la forma sulla tela e l'urgenza di far riflettere la persona davanti al quadro, quindi trovarsi in quella storia, trovarsi in quella figura, in quegli sguardi e indagarsi su è un pezzo della mia storia, sì, come posso fare per uscirne, come posso fare per avere qualcosa di diverso. Emozione perché tante persone si soffermano e vedo che restano lì impresse a guardare gli sguardi e molto spesso vedo che mi guardano, si girano poi a cercarmi e mi guardano con gli occhi lucidi. Quindi è quel concetto di emozionare e trovare quella vibrazione che ti faccia un po' scuotere, quindi non è soltanto un bel quadro da guardare, dice anche bel colore, che bella composizione, ma ti arriva qualcosa dentro. Per me un'opera non è mai finita, ma me ne rendo conto adesso anche guardando i quadri, dico ma potevo fare qualcosa di più, ma potevo sistemarlo, potevo aggiungerci quel pezzo di colore, potevo magari dargli più profondità. Quindi un quadro non è mai finito per me, ma forse perché sono proprio all'inizio, quindi non ho ancora quella consapevolezza di dire ok, sono soddisfatta, il mio lavoro è arrivato. Spero arriverà prima o poi la risposta. Spazio per l'errore ce n'è, perché comunque tante volte mi capita spesso di iniziare un'opera, dico no, la proporzione non è giusta, ormai ho già fatto quel segno che si vede e diventa, secondo me fa anche parte proprio del percorso stesso, quindi anche quell'errore sbagliato, quell'imperfezione che poi diventa comunque parte dell'opera stessa, fa capire il percorso, il processo creativo. Sicuramente dal mio punto di vista fa capire anche la consapevolezza nel capire ok, è sbagliato, provo a riaggiustarlo e quindi diventa parte integrante. Quindi spazio sicuramente ce n'è. È la rappresentazione dell'artista, è la storia dell'artista, e tante volte me lo chiedono, mi fanno ma sei tu? Sei tu in questi quadri? Sei rappresentata tu, hai rappresentata la tua storia? E molto spesso me lo chiedono in un modo quasi che hanno paura di chiedermelo perché non sanno se vanno a toccare tematiche un po' particolari, comunque i quadri che realizzo a volte smuovono dal punto di vista anche proprio di significato, parlano anche di violenza e mi chiedono ma è la tua storia? Cioè, no, non è la mia storia, tranquilli, quindi potrebbe essere quello. La domanda è proprio il riflesso dell'artista, quello che si vede sul quadro. È più un'indicazione per lo spettatore, perché il titolo non lo do mai all'inizio, mi capita di darlo alla fine, ma ci penso mentre lo realizzo. E tante volte anche i significati, i titoli che do alle opere sono proprio parte dell'emozione. Opere che si chiamano, un quadro si chiama Cicatrice, un quadro si chiama Rinascita, quindi insieme il titolo insieme all'opera dà proprio il senso del significato che voglio dargli. Io vengo anche da un'altra provincia, quindi provincia di Vicenza, trasferita in zona del Trevigiano per lavoro, un posto che amo tantissimo, mi ha dato molto, anche dal punto di vista di lavoro, ma anche dal punto di vista di relazione di coppia. E ho scelto Cison un po' per anche offerte di quello che c'era all'interno proprio dei territori qui intorno come case
E quello che mi ha lasciato, ma ancora prima di venire qui a vivere, è proprio, mi ha dato proprio questa sensazione di pace e di serenità interiore. C'è il verde, ci sono le montagne, c'è questo silenzio, ci sono gli animali, che è una cosa che la mattina mi sveglio, mi trovo i cervi davanti a casa, i caprioli, è proprio ti porta su un altro pianeta, su un'altra visione. E come mi ha modificato il mio processo creativo sicuramente mi ha dato un po' la rampa di lancio, secondo me, perché entrata qui ho avuto il modo di conoscere Max, che sinceramente mi ha dato proprio quella carica, quell'alimentazione per ritornare a creare molto di più. E parlo sia da artista ma anche da artigiana, comunque io faccio anche gioielli, quindi comunque è proprio un posto che mi sta dando tanto dal punto di vista creativo. Il colore rosso, il rosso di Cison l'ho visto nei balconi, lo vedo nei dettagli dei cartelli appunto stradali, questo colore che ritorna l'ho anche inconsciamente ripreso su alcune opere. Secondo me è un mondo che ha tanto da parlare, da donna, ma anche perché mi soffermo anche molto spesso a guardare sui social, leggere storie di donne che hanno da raccontare, leggo tante poesie anche di alcune ragazze che in un modo o nell'altro, secondo me il mondo femminile, dal punto di vista sia positivo, ma anche dal punto di vista negativo, quindi sofferenze, dolori, ha veramente mille sfaccettature, mille sfumature, e perché è vero che è una tematica molto, anche possiamo dire anche inflazionata, se ne parla tanto, le donne, comunque è una tematica che ormai la troviamo ovunque. Quello che voglio cercare io è non di parlare delle donne sempre nella stessa maniera, ma dare una luce diversa a queste storie. Per me l'arte è un modo per liberare il mio sentimento, emozionare le persone e raccontare storie. Quindi immedesimare, raccontare fatti, lasciare il segno, è proprio quella cosa che ti entra e ti prende, dal punto di vista sia di chi come artista come me ce ne fa parte, che penso sia proprio una cosa in cui decidi di far parte del mondo artistico, è un mondo molto particolare, che ha bisogno anche del proprio spazio. Infatti sono stata anch'io anni in cui non ho dipinto, non ho creato perché non era il momento giusto. Va anche molto all'estero creativo, all'estero del momento, se non hai la giornata giusta è meglio non creare perché lo fai un po' per forza, e adesso penso di essere arrivata in quel momento della mia vita che è il punto di partenza dove ho questa carica proprio di energia e dove è il momento proprio di creare il più possibile, sperimentare, sbagliare, perdermi per trovarmi e ritornare poi nella mia strada.